Allora, un attimo solo. Ecco qua. Passando una live dove devo solo parlare senza giocare, senza fare niente, non mi ci trovo, però va bene, va bene. Allora, aspettiamo un attimino che si riempie la chat. Che la mia voce mi fa schifo nel microfono e non riesco a sentirmi. Madonna mia. Non sopporto questa cosa. Ok, allora Christian arriva tra qualche minuto. Qui in realtà già sono in live, però ce la possiamo prendere tranquillamente, anche perché comunque poi spiegherò tutto in live. Abbiamo tempo fino a mezzanotte. Allora, aspettiamo almeno fino a 15, 20 al massimo. Vediamo un attimino che cosa succede. Ok. Poi ne saremo 2, ne saremo 4, ne saremo 3, ne saremo 1. Noi facciamo il tutto, poi ci prodighiamo per far girare il tutto in un certo modo. Allora, salve signor Christian, welcome back. Allora, un attimo soltanto che arriva di sicuro almeno Martina, poi sì. Mo spiego tutto appena c'è Martina, iniziamo. E se resti anche per la puntata di dopo mi fa piacere, perché secondo me è una cosa che se vedi a te ti azzecca le punte, come diciamo da queste parti. Poi la prossima puntata quando ci sarà non lo sappiamo. Al momento stiamo mantenendo un buon... Stiamo andando bene, poi quando capiterà il momento dove passeranno dei mesi, là sarà brutto. Tanto abbiamo notifiche e tutto così. No, io ricordo all'epoca mi svegliavo la mattina all'improvviso dopo mesi, notifica, oh sì, subito, immediatamente. Buonasera Marti, buonasera. Buon soare, è arrivata anche Martina. Buonasera. C'è anche Regens. No, Regen, tutto a posto, però dobbiamo iniziare. Aspettavamo un attimino che arrivate un paio di voi e tutto. Allora, noi possiamo iniziare. Non ho fatto pubblicità in giro ad amici, conoscenti, parenti e quant'altro per rendere il tutto quanto più naturale e spontaneo possibile. Allora, c'è anche Martina, quindi salutate e mandate i cuoricini a Martina. Se non vedi i cuoricini a Martina, io non parlo. Non ci muoviamo. Non ci muoviamo. Fare questo è il potere del web, mettiamola così. Ecco, bravo Cristian. Bravissimo Cristian. Bravissimo Rede. Allora, ragazzi, siamo in totale. Siamo io, Gianmarco, Martina, Cristian e Rega. Che siamo 5 persone. 5 è anche uno dei miei numeri preferiti, lo voglio prendere come un buon segnale. Allora, sia privatamente che non, alcune persone giustamente ci hanno chiesto, ragazzi, ma voi col negozio a che cazzo di punto siete? Ci sembra anche una domanda giusta, logica e che merita assolutamente di avere delle risposte. Allora, queste risposte vi verranno date questa sera, perché tutto quello che sto dicendo adesso, tutto quello che voi metterete come commenti e che appariranno a schermo, vi annuncio ufficialmente che ho chiesto l'aiuto del Settozzo, un bacio, un bacione. Ovunque tu sei occupato e non poteva essere qui con noi. Il Settozzo si occuperà di prendere questa live che adesso facciamo, riassumerla, pulirla e fargli un bel montaggio fatto col cuore,
da mettere sui canali del negozio. Quindi questa qui è una cosa un pochettino più seria. Allora, ragazzi, io vi posso dire, da un lato, con immenso piacere, innanzitutto abbiamo preparato questa schermata di presentazione in tono semi-ironico, mettiamola così, che è vero, in quello che vi dirò vi mostrerò delle cose sia violente che sanguinose, nel vero senso della parola. Chiedo solo un po' di pazienza, un po' di comprensione, Arriverà tutto. di essere aperti mentalmente, e posso garantirvi che qui c'è qualcosa non per noi, perché dobbiamo diventare dei ricchi avidi bastardi, già ce ne sono troppi al mondo, ma per fare qualcosa di diverso. Allora io vi posso annunciare tranquillamente, proprio con tutta la tranquillità di questo mondo, mostrarvi una cosa. Ragazzi, è con sommo e immenso gaudio e piacere. Ragazzi, c'è un conto alla rovescia. Ragazzi, c'è un conto alla rovescia che sta andando avanti, non si ferma. 1° novembre 2025. Ecco qua. Questo ve lo possiamo dire tranquillamente. Vi posso dare degli aggiornamenti. Vi posso dire che nelle ultime settimane abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria tramite un'agenzia che ci ha fatto arrivare ad una banca dove, presentando la nostra documentazione, dopo essere stati visti a 360 gradi, per sopra, per sotto, a destra, a sinistra, di lato, e ci hanno contato quanti capelli avevamo in testa, e con me hanno fatto pure velocemente, che non ne ho Ti tantissimi, capisco, amico mio, ti quindi capisco. senza problemi. Il risultato, quello che ci è stato detto, è quanto segue. Io adesso vi dico quello che ci è stato detto e a breve avremo documentazione ufficiale in merito, che a noi ci piace fare le cose e mostrare i fatti con le giuste prove davanti. C'è stato semplicemente detto nel modo più tranquillo e naturale. Non sono abituato ad avere cose con cui potermi pavoneggiare o esaltarmi in un certo modo. Ragazzi, ci hanno detto in tutta tranquillità che quello che stiamo facendo, come lo stiamo facendo e perché lo stiamo facendo, siamo con piacere i primi in Italia che stanno ufficialmente cercando di portare tutta una serie di cose in un certo modo, applicando anche alcune tecnologie in un modo non convenzionale. Io e Martin siamo rimasti un attimo così. Noi siamo due idioti imbecilli che non sanno fare niente. Ma è possibile che ci fanno un complimento del genere? Sì, ragazzi, succede. Decisamente sì. Succede. È una gran bella soddisfazione. Il programma è andato avanti in maniera eccellente durante queste settimane. Alcuni accordi li abbiamo presi all'esterno per quanto riguarda il poter vendere videogiochi e quant'altro. E a breve su quella cosa lì che stiamo regolando in un certo modo ci saranno altre informazioni, ma ve lo garantisco al 101% che metteremo giochi, console, action figure, statuine pop e qualunque altra cosa in vendita. Però ho fatto aspettare tanto per dirvi sta cosa, quindi vi voglio dare una piccola anteprima di quello che succederà. Allora, iniziate a risparmiare, questo ve lo posso garantire. Quello che di importante c'è per me e per Martina e me in tutto sto progetto non è riempirci le tasche di vile denaro, ma prendere quello che giusto ci serve a noi per pagarci quello che vi vendiamo e rientrarci con le spese. Punto. Lo diciamo proprio senza nessun problema, senza nascondere qualcosa dietro o quant'altro. Allora, voi sapete, no, qua ci piace parlare di giochi e mostrarli in un certo modo che non è da tutti. Qualcuno ci direbbe che siamo grezzi, qualcuno ci direbbe che siamo rozzi e incivili, qualcuno ci direbbe, come mi è già stato detto in una live passata che ho provato a fare collaborando con altre persone su un progetto simile,
che io sono un incel di merda e che sono la persona più cattiva del mondo e che le persone più stanno lontane da me, meglio è. Questo è quello che mi è stato detto Pablo un Escobar. paio di anni fa, mettiamola così. Mettiamola così, questa poi sarà una cosa che verrà approfondita in futuro, non vi preoccupate. Sei un kaiju. Guarda, un kaiju è più simpatico e sinceramente si pone meglio nei confronti delle persone, ma Regen, ogni cosa in tutta questa storia troverà la giusta risposta, non ti preoccupare, anche queste cose qui. Io ho un problema, non dimentico, e mi piace vendicarmi, però mi piace farlo con un certo stile, mettiamola così. Per vendicarsi a fronte di una parola del genere che mi è stata detta, io devo bilanciare le cose. Poi questa situazione verrà chiarita a tempo debito e in modo alquanto spettacolare e divertente. Mettiamola da parte, servirà in futuro. Abbiamo preso e stiamo prendendo accordi con persone che hanno voglia di fare cose, ma non di difficoltà nell'organizzarsi, che ci stiamo organizzando. Vi posso dire, e lo ridico con piacere, visto che vedrà questo video e si occuperà lui del video, lo dico per... Ragazzi, io sono ben conscio che tutto quello che dirò adesso, in ogni forma, in ogni modo, in ogni sostanza, su qualunque cosa, è qualcosa che verrà salvata su internet e che le persone potranno e accederanno in qualche modo. Quindi non vi preoccupate, non sono impazzito, vi dirò delle cose assurde, ma veniteci dietro e per quanto possibile fidatevi di noi. Ho promesso a Setozzo che in un modo o nell'altro, anche da questo, da tutto quello che potrà arrivare dal negozio qui, io devo prendere il gioco di quel bello ragazzo, bello dotato e grosso. Non venderemo milioni di copie, non diventerà Setti il nuovo Kojima, non lo sappiamo, potrebbe anche finire così, non lo sappiamo. Però io dare il sorriso ad una persona a cui piace davvero creare giochi, avere un negozio e mettere un suo titolo in vendita, io è una delle soddisfazioni della vita che mi voglio togliere. Martina naturalmente è folle quanto me e mi viene dietro su queste cose senza problemi. Così come ad altre persone abbiamo detto altre cose. Abbiamo fatto un sacco di promesse. Ho fatto un sacco di promesse nell'ultimo periodo a persone che meritavano una possibilità. A questo punto entra in scena un altro personaggio di tutta questa storia, che questa è un'enorme storia che noi vi vogliamo portare, mentre il conto alla rovescia continua ad andare avanti. Christian, ci sei? Allora, Christian, la promessa che faccio a te oggi è qualcosa che io ho già iniziato a muovere. A me piace muovere alcuni fili, alcune cose con calma, prendere il giusto tempo e far accadere cose. Io ti prometto, te lo dico in maniera ufficiale, puoi anche clippare quello che ti sto per dire. Ad un certo punto, da qui a X mesi dipende da come andrà tutto questo, io ti manderò un messaggio dove ti chiederò il numero dei tuoi genitori, tu mi devi dare il numero dei tuoi genitori, mi devi mettere in contatto con i tuoi genitori, devo parlare un attimo con loro. Che cosa gli devi dire? Fatti i cacci tuoi. Iniziamo a mettere questo punto in chiaro. Però ti dico cosa succederà dopo. E a me mi piace farti vivere con questa situazione addosso perché sai che quando dico una cosa cerco di mantenere sempre le promesse. Cristian, il tutto funzionerà praticamente così. Busserà qualcuno alla porta di casa tua, sarò io sto puntando a fare tutto questo. Busserò alla porta di casa tua, tu dovrai prendere una valigia, preparare un attimo delle cose, mettere il giubbino e venire con me. Punto. Il dove non lo puoi sapere. Cazzi nostri. Il perché non lo puoi assolutamente sapere. È qualcosa che ti piacerà? La faccio cazzo, Cristian. È qualcosa di grosso, è una delle cose più grosse a cui sto puntando. Finirà in quella valigia. Allora è capace che all'avverarsi di tutto possa svenire e quindi poi lo devo riportare indietro in una valigia, questo sì, ma non a pezzi. Non a pezzi, sarà ancora vivo.
Perché faccio tutto questo? Perché se un ragazzo mi segue da 2 anni e mezzo e mi contatta ieri, nonostante io per organizzare questa serata ci siamo sentiti in questi giorni e mi serviva più tempo, ma sto ragazzo ieri era il suo compleanno, quindi facciamogli tutti gli auguri a Christian per cortesia, anche se è in Auguroni ritardo. Christian, A me auguroni. se una persona mi segue da 2 anni e mezzo e mi dice domani mi farebbe piacere vedere Alan Wake, ho mosso tutto insieme a Martina per fare in modo di fare tutto stasera perché chi mi dedica del tempo deve essere ricompensato in qualche modo. Io la penso così. Quindi Christian, al momento non c'è niente, facciamo andare bene questa cosina qua. C'è questa cosina preparata per te. Giusto per correttezza e anche per Regen, perché che se qui mi fa un enorme piacere. Sappiamo da dove provieni, il deserto è con noi e io mi sono permesso di contattare il deserto oggi perché, ecco, nei momenti importanti, gliel'ho detto, è una sorta di buona fortuna, quindi Regen, ma tu provieni dal canale di Ciabaco che è un canale prestigioso, io sono un canale merda, che roba funziona una volta ogni 4, però che continui a seguirci e continui a venire qua a fare il coglione con noi quando ti è possibile, noi siamo felici di sta cosa. Non siamo tristi perché di un raid di 500 persone siete rimasti in 2 e 3. Siamo felici perché ci avete scelto nei momenti in cui potete continuare a seguirci e a noi va benissimo questa cosa qui. Assolutamente. Quindi non ti preoccupare, Regen, ce ne sono anche per te. Mi sembra giusto in queste fasi iniziali non premiare Christian perché è meglio di te, ma perché da 2 anni e mezzo che sto ragazzo mi viene dietro nelle mie follie e nel portarmi Alan Wake in un certo modo e gli ho rotto i coglioni in momenti che non immaginavo. Io stavo lì a lavorare, entro nella roulotte, mi veniva in mente qualcosa con cui prenderlo in giro e gli mandavo un pezzo di canzone. Lui, che significa? Non è il momento. Sto ragazzo io gli devo dare qualcosa di buono. Anche perché sto ragazzo ha preso tantissimo. Io mo posso far capire tutto più facilmente a Christian. Cri, ci sei? Vabbè. Dimmi. Ci sono. Cri, stiamo seguendo Alan Wake da tanto. Tu già l'hai capito che quello che ho detto fino a mo' non è la verità. Tu lo sai che sto mentendo. Su una parte delle cose che ho detto finora, non delle cose riguardo a voi. Tu lo sai che c'è una cosa in tutto quello che ho detto dove io ho mentito spudoratamente. Lo stai sentendo che c'è qualcosa che non va? Di la verità. C'è sempre il colpo di scena, Cri, sempre. Allora ragazzi, mo devo diventare un pochettino più serio, diventare pesante, noioso e dirvi alcune cose in un certo modo. Sono belle cose? Sì, ma allo stesso modo possono essere brutte cose. Vi chiedo soltanto cortesemente di venirci dietro in questo momento, di capire e di fare tutte le domande che volete su quello che adesso vi sto per dire. Ragazzi, questo che vedete a schermo, noi stamattina abbiamo ricevuto delle notizie che sono state allo stesso tempo sia buone che fatali. Questo non è il conto alla rovescia all'apertura del negozio. Questo è il conto alla rovescia dove io e Martina saremo costretti a prendere tutto e a buttare completamente da parte tutto quello che vogliamo fare per la situazione che si è venuta a creare. Non è l'inizio questo, questa è la fine. Abbiamo un timer sulla testa che punta a questa giornata qui, a questo periodo qui. Questa è la verità attuale. Perché non abbiamo voglia di fare? Assolutamente no, l'ho detto, lo ridico e lo ripeto tranquillamente. Ragionando con quello che abbiamo, siamo partiti con niente, abbiamo messo su da solo tutto io e Martina, Martina e io, negli ultimi 5 mesi, tutti i giorni, 7 giorni di fila,
18-20 ore al giorno quando è possibile, abbiamo 2 occhiaie che non finiscono più. Abbiamo cercato in tutti i modi, da soli e in un certo modo, di rendere possibile tutto questo. Siamo arrivati al punto di farci un business plan da soli, su cui ci hanno fatto anche i complimenti e ci avevano chiesto un bel po' di soldi per farlo, quindi molto bene. quindi se persone che lavorano su questo ci hanno fatto dei complimenti e hanno visto del buono in noi, è una piccola soddisfazione, ma non ci basta. Allora ragazzi, la buona notizia stamattina è che ci è stato confermato che per i controlli che sono stati fatti a noi, che sono stati fatti a chi ci ha portato in questa situazione, alla banca, tutto il giro, tutto il cucuzzare, sembrava uno stallo davvero alla messicana, ci siamo osservati tutti per bene, dalla testa ai piedi, ve l'ho detto. Tutti i check sono stati passati. Ragazzi, voi potete avere quanto avete chiesto, abbiamo chiesto poco, che a noi per portare avanti il tutto non ci serve tantissimo. Però vi dico tutta la verità, e per quanto nuda e cruda sia tutta la situazione, io stasera vi dico tutto. E Martina ci siamo finanziati da soli, come già vi ho accennato nell'altra live, lavorando da freelancer su commissioni e quant'altro. Ci sono stati periodi ottimi dove abbiamo preso, da Marco può testimoniare tranquillamente, tutto fatturato, tutto fatto, tutto a posto. Belle cifre ogni settimana, cifra 2 zeri, mettiamole così. Potevamo andarcene in vacanza in qualunque parte del mondo in sto periodo con quello che abbiamo guadagnato in certi periodi. Marti, confermi? Potevamo non farci un'estate tutti i giorni al computer a continuare a lavorare a certe cose. Potevamo andarci a mettere con le cosiddette pacche nell'acqua. Non l'abbiamo fatto, scelta nostra. Non l'abbiamo fatto perché ho fatto anche stasera promesse ad alcune persone in live, non l'abbiamo fatto perché ho fatto delle promesse a persone esterne, non l'abbiamo fatto perché ho promesso ad una persona di portare avanti tutto questo fino all'ultimo giorno in cui io sarò in vita. E così sarà. Io ora voglio dirvi tranquillamente, spiegarvi qual è il vostro scoglio. Lo posso fare ad una condizione. Che non è facile da dire. Allora, vi anticipo innanzitutto che è un problema economico, sì, ma non è a voi a cui stiamo cercando soldi. Ragazzi, siamo tutti nella stessa situazione, tutti, tranne qualcuno. Ne abbiamo cercato in tutti i modi possibili e immaginabili, stiamo mandando la media di 15-20 curriculum al giorno in vari provider, vari siti che ci fanno lavorare, ci potrebbero far lavorare su alcuni progetti e quant'altro. Ragazzi, niente. Io dico con tutta tranquillità che non becco uno stipendio, non becco dei soldi dalla seconda, terza settimana di giugno. Niente. Si sono accumulate cose, si sono accumulate situazioni, siamo riusciti a tenere tutto in piedi. Ragazzi, io vi posso dire qual è l'ostacolo, come lo possiamo superare, ma io e Martina dobbiamo ammettere che siamo in un momento di difficoltà e non dobbiamo vergognarci con quello che abbiamo intenzione di fare, di chiedere una mano, di chiedere un aiuto. Come ci potete aiutare? Ragazzi, abbiamo internet, abbiamo un mezzo che permette a persone che dicono palesi stronzate e fanno girare un certo tipo di messaggi, di avere un certo tipo di notorietà. Notorietà intesa come punteggio social alto, soldi che ti arrivano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'equazione è semplice: far salire i numeri per far salire i capitali e lanciare questo. Ci potete dare una mano a far girare la nostra situazione in un certo modo e fare un po' all'esercito di Silente, mettiamola così, organizzare un piccolo piano fatto in un certo modo, perché sinceramente se ci sono persone su internet che lanciano un certo tipo di messaggio
e sinceramente io e Martina ci siamo rotti i coglioni e con quello che vogliamo fare vogliamo anche noi il nostro posto su internet. Se mi dite sì, io metto un'immagine, vi spiego tutto velocemente e vi dico come possiamo fare il tutto. Vi chiediamo soltanto di fidarci noi di voi e voi di noi. Mi consentite di mostrarvi in maniera chiara con le cifre come siamo messi e qual è l'ostacolo? C'è questa cosa di andare così sincero e spontaneo su internet e dire le cose senza freni. Guarda, devo dire la verità. Vadi. La ringrazio. Allora, ragazzi, la situazione attuale è questa, ma adesso ve la spiego nel dettaglio. Questo perché, come vi ho detto, sto approfittando di questa situazione che mi piace ottimizzare, concetti che ci farà il montaggio, perché poi questo video devo farlo vedere ad un paio di persone. Una persona con cui già ho parlato settimana scorsa, una persona da 50.000 follower che è interessata a quello che sto cercando di fare, e anche ad altre persone, mettiamola così. Non ho badato virtualmente a spese, per quanto possibile, sto cercando di puntare a quanto più in alto è possibile. Posso dire che alcuni content creator e personaggi grossi a livello nazionale hanno un mio messaggio in posta. Non vado a pressare, non vado a marcare stretto a uomo fino a quando non mi rispondono. Io ho lanciato delle cose. Questo perché vi dico da questo momento, nel momento in cui io vi mostro la schermata, ragazzi, io e Martina vorremmo lanciare tutto questo come se fosse una sorta di esperimento sociale. Okay. Se ne fanno tanti di esperimenti sociali in giro. Voi ne seguite qualcuno? Vi è mai capitato di vedere un attimino qualcosa che vi ha interessato? Parlo di esperimenti sociali seri, non quelli stupidotti, ma vabbè, quindi lasciamo perdere. Esperimenti sociali non molto. Ok, allora ragazzi, visto che io sono un po' come impazzito su questa situazione e non riesco a darmi un certo tipo di risposte, io adesso, da questo esatto momento, parte l'esperimento di Vincenzo e di Martina. Salve, io sono Vincenzo, Martina è presente in chat, nella più piena e totale sincerità, forse uno ma banale. Ce ne sono molti che oltre ad essere banali sono anche stupidi, alcuni molto molto stupidi, e altri sono indefinibili per quello che fanno. Poi ognuno mettesse alcuni scherzi, alcune cose che ha visto in giro su internet anche nell'ultimo periodo nella casellina dedicata e non ci sono problemi. Allora, ragazzi, il nostro esperimento sociale è bello semplice, facile, veloce, ma purtroppo non economico. Questo è il problema. Mai purtroppo. Allora, ragazzi, io sono Vincenzo, Martina è presente in chat. Io e Martina possiamo essere controllati sul passato, sul presente e non sul futuro, perché adesso non abbiamo un cazzo di niente, ma tutto quello che vogliamo fare è quello che già abbiamo detto e che ripeterò adesso brevemente in live. Siamo due brave persone che vogliono fare qualcosa di buono per gli altri. È possibile che non c'è un posto per noi su internet o trovare qualcuno che ci possa dare una mano? Come finirà questo esperimento sociale? Ragazzi, io su sta cosa insieme a Martina ci stiamo puntando non alla vita, non all'anima, ma di più. Quindi sinceramente noi iniziamo tutto questo e vediamo piano piano, giorno dopo giorno, dove arriviamo. Noi ripetiamo con i preventivi di vendita, con quello che ci è stato detto e con quello a cui possiamo fare e il numero di persone che possiamo raggiungere tramite internet, le possibilità ci sono. Io non ho un po' di problemi col mic. Aspetta, non era successo ancora niente, mi sembrava strano, aspetta.
Ok, mi sentite adesso? Prova. Ok, grazie mille. Allora, ragazzi, la situazione attuale è questa. Ecco qua. Questi sono tutti i documenti che abbiamo fatto oggi, più Martina che io, devo essere sinceri, però un po' di collaborazione, un po' uno, un pochettino l'altro, perché la collaborazione è ancora utile. Sono riuscito a mettere pure gli omini in corrispondenza con la chat, non volendo. Ma là che bello. Va là, che bello. Minchia che culo aggiungerei. Allora, ragazzi, situazione attuale è presso detto. Noi siamo allo step 0. Siamo allo step 0, data di oggi. Quello che ci è stato detto è per un buon 90% voi avete ogni singola cosa possibile, esistente, immaginabile per poter non solo entrare nel bando, ma per averlo. Attenzione, non è che uno fa tutto sto casino e poi... No, ci ha detto voi siete dentro, i documenti stanno passando, però è là quando c'è stato però giustamente il bucio di culo si fa un attimino più strettino. Allora ragazzi, quello che mo vi spiego è la situazione aggiornata ad oggi ed è l'ultimo ostacolo che io e Martina dobbiamo superare. Vi voglio impostare il tutto in maniera divertente, allegra e simpatica, mettiamola così. Questa è la nostra boss fight finale. Sconfiggiamo questa. Io e Martina abbiamo la piena e totale libertà di fare ogni singola cosa detta finora, sia pubblica che in privato, e siamo pronti a dirle nuovamente sia in pubblico sia in privato a chiunque voglia avere prove di quello che stiamo dicendo e come abbiamo intenzione di muoverci. È un piano da un lato semplice che possiamo risolvere in più step. Il punto è che per la data di scadenza che abbiamo, o per meglio dirla come c'è stato detto, il prima possibile, noi risolviamo questi due punti. Ora, allo stato attuale, ad oggi, il primo step che dobbiamo passare è questo: recuperare, trovare nei modi che vi spiegherò dopo qualcuno. Non voi ragazzi, siamo tutti dei pezzenti. Siamo tutti dei pezzenti. Se ci guardiamo in faccia ognuno di noi come siamo messi qui sul canale, forse arriviamo a 15-20 euro, ma proprio ragazzi così sudando, proprio in un certo modo. Ci servono, abbiamo anche due versioni, che a noi ci piace fare le cose per bene, quindi perché chiedere soldi come fanno gli altri? Diamo soldi in 2-3 versioni diverse a questo punto. A questo punto qua. Allora, ci servono 2.807,80 euro per lo sblocco della piattaforma gestionale, ossia il motore pulsante di tutto, la base da dove riusciamo a muovere, mettere i prodotti, gestire gli ordini e quant'altro, riaprire e ampliare i marketplace e continuare i lavori su quello che stiamo facendo anche grazie all'intelligenza artificiale, perché ricordiamo che l'intelligenza artificiale è buona, è ottima, è sensazionale, è stupefacente, è intergalattica. Addirittura. Assolutamente sì. Però dopo aver lavorato 2 mesi con l'agente Protolo, così si chiamava il mio agent, perché poi entra un attimo in confidenza. Gianmarco, ci sono persone su Reddit, ci sono pagine Reddit, ragazzi, al mondo, dove ci sono persone che tramite l'intelligenza artificiale stanno creando immagini di loro insieme a persone che non esistono, parlando delle storie d'amore che hanno con questa intelligenza artificiale. Quindi io ho tutto il diritto e dovere di chiamare il mio agente con cui codifico l'agente Protolo e sono cazzi miei, punto. Mettiamola così. Allora ragazzi, la cifra è doppia perché di base per riaprire il tutto c'è il riverbero. Aspetta, non ti avevo sentito Marti. Vedete adesso ho tolto l'effetto. Con questa prima cifra qua noi ci togliamo completamente da mezzo i costi di noleggio e le rate della piattaforma gestionale. Ciò vuol dire, ok, grazie Marti, ciò vuol dire che fino ad aprile questi sono costi che non avremo più,
perché tutti i costi per pagare il motore principale sono stati pagati. Questione marketplace e intelligenza artificiale. Allora con 2.807 euro noi riusciamo a risbloccare l'abbonamento e la modalità vendita di eBay in modalità standard, che permette al massimo al mese l'inserimento di 10.000 inserzioni circa. Ora aiutatemi voi con i conti. Col programma che io e Martina abbiamo preparato, fatto, creato e costruito da zero, ma se io e Martina al giorno con questo programma riusciamo a rendere disponibili in maniera ordinata, corretta, in ogni singolo aspetto, 10.000 prodotti al giorno io e 10.000 prodotti al giorno Martina, e che facciamo? Lavoriamo un giorno e poi gli altri prodotti li lasciamo fermi lì. La quota aggiuntiva, quello che vedete scritto in rosso, i 3.017 euro, sono per sbloccare, come scritto e indicato sotto, l'account eBay Premium Plus, dove abbiamo inserzioni illimitate degli articoli. E qui c'è la prima cosa dove vi chiediamo già di collaborare e darci una mano. Ragazzi, da qui fino a quando non riusciamo a completare lo step 1, se vi serve qualcosa nello specifico, basta che ci dite l'oggetto o la tipologia di oggetto che vi serve, noi ci andiamo a filtrare da tutto l'archivio, da tutti i depositi che abbiamo circa 4 milioni di prodotti da poter mettere in vendita. Noi come prima cosa che facciamo, a voi qui presenti in chat, quindi Christian e Regen, e anche i soliti che al momento non ci sono, voi ci dite: ma ce l'hai una bella serie di X? Noi andiamo a cercare e vi mettiamo quello nel negozio, per farvi vedere che quello che stiamo dicendo è reale, non per dirvi andate subito a spendere i soldi. Ragazzi, trattate bene i soldi che avete. Noi vogliamo fare e dare dimostrazione. Nel momento in cui noi completiamo lo step 1, quindi ci sblocchiamo completamente tutte queste cose, io e Martina entriamo nella fase 2, nello step 2, scusatemi. Io e Martina siamo da soli su tutto questo, abbiamo ad oggi, per cose presenti, quindi cose per portare voi clienti a, vedo articolo X, premo e mi arriva a casa, quella fase lì è già tutta completa. Una volta che noi troviamo questi soldi o in una o nell'altra forma, nel giro di 48 ore i negozi tornano disponibili. Proprio ve lo dico in maniera ufficiale, tranquilla, verificabile e ogni altra cosa esistente al mondo. E questo è uno dei requisiti che ci hanno chiesto. Siamo sotto osservazione, mettiamolo così, della Comunità Europea, di chi lavora in banca, di chi esamina certi documenti. Devono osservare come ci comportiamo, come siamo, come funziona il tutto nell'arco dei prossimi 2 mesi. Quindi meglio che ci presentiamo, e che poi è pure giusto avere una situazione del genere. Però noi una volta trovata questa somma, e dopo vi dico come possiamo fare, io e Martina ci rimettiamo subito al lavoro, che noi adesso siamo occupati 15 ore al giorno tra cercare lavori, fare colloqui, fare test, rifare controlli, rifare test, attendere email, attendere messaggi. Non dico che stiamo perdendo tempo, ma stiamo perdendo tempo. Avendo una certa stabilità, mettiamola così, ci possiamo mettere tranquillamente a rilavorare su tutto questo, e vi posso annunciare tranquillamente che la prossima cosa che abbiamo in cantiere è un'integrazione al programma che già abbiamo precedente e che ci siamo studiati già il modo per offrirvi durante tutto l'arco della giornata, tutti i giorni della settimana, per quanto è possibile il miglior prezzo possibile, sempre che vada bene a voi e che vada bene a noi. Solo che per fare questo ci vuole tempo, se non togliamo lo step 1 non possiamo arrivare a questa situazione qui. Ora c'è l'altro punto importante. Ci hanno chiesto in maniera ufficiale di avere copertura per almeno un tot delle rate del prestito a cui possiamo accedere tramite il bando.
di avere circa 3.000 euro sul conto. Ora, una volta completato lo step 1, durante lo step 2 e completato lo step 3, ragazzi, c'è la certezza matematica non al 98, non al 99, non al 99,2, non al 98,1, non al 97,5, ma al 100,00%, scritto bello dorato, grassetto, corsivo, tutto quello che volete, che a noi ci arriva quello che ci deve arrivare. Una volta che ci è arrivata quella cifra, che cosa facciamo io e Martina? Allora, con quella cifra lì c'è già una persona che lavora, che ha studiato, che sa e con cui abbiamo già lavorato insieme, che lavora nel settore pubblicitario, che ci darà una mano con l'aspetto social del tutto. Abbiamo già delle idee, abbiamo un attimino già dei progetti, stiamo lavorando a qualcosa. Dobbiamo fare un tipo di pubblicità che non sia un attimino normale, scontato, eccetera, eccetera. Cosa stiamo valutando? Martì, tu sei pronta con quella cosa? Dai, lo facciamo adesso. Dimmi solo se sei pronta. Ok, Martì, faccio il conto alla rovescia, al mio via. 3, 2, 1, via. Dammi l'ok. Perché giustamente se dobbiamo lanciare un certo tipo di messaggio e dobbiamo farci conoscere in giro, ragazzi, abbiamo lanciato il tutto mesi fa, ma non avevamo delle cose importanti. Quindi io aspetto solo il secondo ok da Martina che tutto sia andato in un certo modo. Stiamo facendo tutto in tempo reale, ci siamo organizzati tutta la giornata, stiamo da stamattina alle 9 per cercare di organizzare tutto questo, quindi permetteteci solo un attimino se abbiamo bisogno noi di alcune conferme, mettiamola così. Poi come minimo a Martini si è bloccato il computer o si è bloccata la connessione o qualche motivo le pagine dove stanno dando problemi. Non ho bisogno di... Sì, 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 ragazzi, il bello della diretta. Non c'è niente di più bello di fare le cose in diretta. Non puoi mentire, non puoi fare o mostrare bugie, perché in qualunque video, qualunque cosa che vedete su internet, se vi posso dare un consiglio, ragazzi, sono segmenti di vita di cui non conosciamo né quello che è successo prima, né determinati rapporti tra le persone, né quello che è successo dopo. Puoi vedere una persona con un pugnale che si lancia verso una persona e credere che le voglia fare del male, ma se osservi poi la storia e sai per bene quello che è, in realtà può essere una persona che sta salvando delle altre, dipende sempre dai punti di vista. Non si sta caricando, attendere prego, ce la possiamo fare. Ragazzi, ve l'ho detto, volete il canale, le cose serie dove tutto funziona in un certo modo. Non è questo. Ragazzi, non è questo. Noi ci mettiamo l'impegno, la Sbagliato passione, stanza. il cuore. O Max no, perché ogni volta succede qualcosa, però va bene così, con calma, con calma. Se Tozzo, quando risenterai tutto il video, metti un po' uno stacchetto divertente sotto questo punto, se ti è possibile. Fammi due disegnini in testa, modifica la webcam, fai qualcosa. Così, giusto per far passare il tempo. Fai qualcosa, ti prego. Allora, nel frattempo, così ottimizziamo un attimino il tutto. Secondo voi, secondo me proprio un modesto parere, dite la verità, che io vi dico la più sincera e onesta verità, siamo due persone che vogliono fare del bene agli altri ma stanno avendo dei problemi, siamo talmente imbecilli da voler utilizzare internet per chiedere aiuto in qualche modo, secondo voi? No. Quindi voi vedete internet come un mezzo positivo, per quanto possibile, anche se è popolato da bestie immonde che rovinano ogni singola cosa. A parer mio sì. Ok, e ti ringrazio, Cristian.
Allora, mentre attendiamo un attimo sta conferma, io vi posso dire uno dei motivi perché stiamo facendo tutto questo. Ragazzi, io ve lo posso soltanto dire, ma so cose che vi possiamo dimostrare sia io che Martina, ed è tornato anche quello, non adesso. Noi adesso ci possiamo mettere tutte le buone volontà, tutte le buone intenzioni, ci possiamo mettere ogni singola cosa su quello che stiamo facendo qua. Ma ragazzi, contano i fatti. E che persone come me e Martina, che non hanno un cazzo di euro in tasca in questo momento, ma hanno costruito qualcosa e si trovano davanti ad una difficoltà, io vi posso dire facilmente superabile. Facile a fare con il culo degli altri. No, possono un attimino passarsi tutti una piccola mano sulla coscienza, rendersi conto che dare una mano ad altre persone, anche con piccoli gesti, anche facendo una cosa così semplice e stupida che vi dirò dopo, può fare la differenza. Io lo dico, Martina me lo conferma, lo ridico perché vedo i numeri salire in live, non sono numeri che abbiamo di solito, quindi io devo approfittare di ripetere le cose sempre anche a persone nuove. Tutto questo che abbiamo fatto lo stiamo facendo anche in base ai conteggi che abbiamo fatto col business plan calcolato da noi su dati reali di competitor che utilizzano la piattaforma gestionale che utilizziamo noi. Si possono prospettare degli ottimi guadagni. Io voglio semplicemente lanciare sta cosa con Martina, guadagnare il giusto è quello che per me è di più, e io campo benissimo anche con 500 euro al mese. Tutto quello che guadagniamo da qui, fare cose perché siamo presuntuosi, perché ci sentiamo migliori degli altri, perché non sappiamo che cosa fare, ce l'abbiamo fatta. Ok, ok. Ragazzi, io e Martina vogliamo aiutare in maniera concreta gli altri. Per fare questo ci servono numeri, social e soldi. Ci siamo posti l'interrogativo un sacco di volte se volessimo fare una vita del genere, portando avanti un certo tipo di discorsi, ogni volta in cui ci... Ecco, anche i fuochi d'artificio. Vabbè. Ragazzi, ancora lo dobbiamo lanciare, però già i fuochi mi sembra un pochino esagerato, Cioè, aspettate un attimino. Ma non è che ci hanno lasciato i soldi all'ingresso e stanno fermando, non ci hanno bussato. Potrebbe essere pure questa cosa qua. Ok. No, ma almeno fateci passare il tutto e poi fate i fuochi, perché sennò prometto che siamo alla fine. Quasi finito, sgarriamo di qualche minuto, ma tanto la puntata dura 15 minuti. Quindi ce la caviamo giusto. Speriamo che i fuochi non durano 20 minuti, perché sennò... È uno per strada, quello che sta sparando. Sono felici. Sì. Hanno sentito del progetto, si stanno interessando, sono contenti, è persone del quartiere, capi? Ci può stare. E qualche santo forse. Non credo. Non credo. Un compleanno magari potrebbe pure essere. Rambo no, neanche. No, non credo. Oh, forse è più un compleanno. Magari un compleanno. Che proprio a mezzanotte precisa, capito? Un po' strano. Ok, Marti, è andato tutto? Tutto? Beh, pure è bello che è successo quasi sotto la mezzanotte. Troppo buoni, Gemma. Troppo... No, dai, ragazzi, fate arrossire così. Un po' troppo. Dai, no. No, dai, ragazzi. Un attimo di attenzione. Sembrava finito, porca la miseria. Senti, modifica anche questa cosa come intermezzo nei momenti morti. Perfetto, grazie Senti. No, porca la miseria. Aspetta. Mannaggia cazzo.
Non ridei, Chris, non ridere. Cioè, ma è solo il progetto della vita, poteva mai essere una live normale senza che succedesse qualcosa, ma senza problemi. In realtà è successa un'altra cosa, c'è stato un annuncio, ma ne parleremo dopo. Ma un annuncio buono però. Io mezza cosa devo dire, ho finito. Se ci fate finire, poi dopo rifate i fuochi. Cioè, aspettate solo un attimo. Porca la miseria. Scusate, scuso. Poi Martina mi dice, che fate la sera in live? Marti, questo. Non c'entra WhatsApp, quello. Certo, vai, vai. Ma forse è tutta una famiglia che sta festeggiando, perché capì, sono tanti compleanni. Buono che te lo succhio stanotte. Buonasera Francesco. Oh, bonsoir Francescone. È un piacere averti qui proprio stasera, tra l'altro. Ah, direi che dopo arriva anche quello. Un momento, ragazzi. Tutto bene a te Francescone nel mentre? Come stai? Come la va? Prova a digitare nel file di configurazione. Christian, non far fare cose a quello che quello già vuole dominare il mondo. Poi tu gli dai dei piccoli consigli, delle cose, finiamo male. La lascia stare, non gli dare consigli, per piacere. Non potevi anche non vederlo, Ma ho visto che è più sottile. Più sottile. Vabbè. E se vuoi la batteria prolungata la devi comprare a parte, 100 euro. Ah, vabbè. Vabbè. 100 euro. Sempre meglio. Mi servono 5 minuti, però mi fate finire per piacere. Ah no, non è la presentazione dell'iPhone questa, Francesco. No, Francesco, no, ma perché dovremmo presentare il nuovo iPhone? Ragazzi, clippate tutto perché questo è content, clippate. Aspetta, questa è quella finale? A posto, fatto, finito. Allora, Francesco, no, non è la presentazione dell'iPhone questo, no. È ciò che ci ha chiesto, tra virgolette, la Comunità Europea per far entrare in porto il bando a cui stiamo partecipando io e Martina per quanto riguarda il negozio. Passando questi 2 step mandiamo tutto avanti per bene e in maniera autonoma. Quindi Marti, ci sei ancora e mi dai conferma che quelle cose sono entrate? Riduco quello che dovevo dire e passiamo subito alla puntata, anche perché devo vedere, devo sapere pure. Okay. Ok. Allora ragazzi, abbiamo 8 minuti fa aperto ufficialmente i canali social per quanto riguarda The Basi Bazar. Allora, noi metteremo nei prossimi giorni a intervalli regolari, spammeremo un pochino, ma con moderazione, dei post. Vi chiediamo cortesemente, se possibile, se volete che tutto quello che vi stiamo dicendo possa diventare realtà, ragazzi, spammate sti link ovunque, parlate di sta cosa con amici, parenti, cognati, nipoti, fidanzati, vicini di casa, nonni, zii, cugini, tutti. L'obiettivo è semplice. Dobbiamo trovare qualcuno in qualche modo, e c'è, ragazzi, c'è, non dite che non c'è. Abbiamo cercato io e Martina su internet, o io e internet con Martina, va bene anche in questa collocazione qua. È un momento, posso dirlo, al mio letto che mi aspetta. Eppure è qualcosa. Mettetelo nel gruppo del palazzo, parlatene a scuola, parlatene in palestra. Ragazzi, parlate con chi volete. Dobbiamo trovare qualcuno in qualche modo, e c'è, o che ci aiuti tramite il GoFund, e metteremo il link nei post sui vari social, oppure lo diciamo pubblicamente, se qualcuno in qualunque parte del mondo, ed è anche questo il messaggio che speriamo possiate aiutarci a portare, se c'è qualcuno che vuole tranquillamente
fare una pazzia buona, non per me e Martina, ma buona un pochino in generale, e vuole mettere o i 5008 o i 6017 tutti sul tavolo e darci una mano, naturalmente a seguito di tutti i controlli e tutte le verifiche del caso, fiscali, parastatali, ma tira pure sangue se serve, qualunque cosa, non c'è problema. Vuole un esame delle urine? Prendo un bottigliere, faccio così, controlla, cioè che dobbiamo fare? Qualunque controllo, qualunque cosa possiamo fare, noi per persone che vogliono mettere e che hanno cifre di un certo tipo, proponiamo in maniera ufficiale una quota fissa dall'inizio fino alla fine di tutto quello che sarà il negozio e anche altre cose, una quota minima sui guadagni mensili che parte dal 5% ad un massimo del 10% in base all'aiuto che ci verrà dato. Quindi c'è la possibilità per qualcuno in giro nell'internet, la possibilità di, con poco, perché abbiamo visto che per situazioni simili sono state chieste 10 volte tanto come cifre, la possibilità di mettersi dei soldi in tasca, naturalmente verranno fatte firme, presi accordi, certo. fatte ogni singola cosa fatta in un certo modo, e riceverà sta quota qui, come quello di Dipre. No, stava dicendo... No, stavo seguendo la conversazione. Il fatto degli NFC. Allora, NFC e cose varie, ragazzi, vi devo dire che ci ho pensato, sì, però sono cose che non conosco e non, con quello che si sente in giro non è ancora il momento. Io quello che vi posso dire adesso, così stacchiamo, perdonatemi se mi sono preso un pochettino di minuti in più. Che cazzo vi posso dire a voi? Che non ho già detto. Perché stiamo facendo tutto questo? Ragazzi, a me quello che è successo nelle ultime 2 settimane, vorrei farvi vedere 2 video veloci, ma proprio velocissimi, che ci dobbiamo tutti un attimino rendere conto di alcune cose e di come effettivamente sta un attimino il mondo. Non saranno cose pesanti, non saranno cose di un certo tipo, sono immagini che possono un attimino forse scioccare qualcuno di voi perché sono riprese e fatte in un modo un attimino particolare. Quindi se non volete vedere determinate cose, chiudete gli occhi. Sono video da YouTube, sono video informativi, non è niente di... Non cacciamo fuori il video dal deep web o quant'altro, no, non vi preoccupate, senza nessun tipo di problema. Two Girls One Cup no. Hanno provato in tanti a farmelo vedere, non l'ho mai voluto vedere. Ho visto le peggio schifezze, ragazzi, nella mia vita, ma quello non riesco, no. Hai fatto bene. No, ragazzi, no. Quello no. No, Cristiano non è interessante. No, Cristian, non vedete. No, Cristian. Ecco, parafrasando, video di merda. Mettiamola così. E chiudiamola qui. Non è nemmeno il video dei gormiti quello. No, magari, ragazzi, magari. Allora, un attimo solo. Faccio il cambio. Little Chanchet. Allora, ragazzi, abbiamo accennato pure un attimino ieri in live e c'è stato anche quel dialogo con l'altro Francesco che avevo invitato stasera in live, però non siamo riusciti a trovarci per l'antica arte del ghosting. Io volevo presentare l'immagine e il prospetto di prima come un mostro da affrontare, facendo apparire una sua foto in live che lui era il nemico. Gliel'ho anche spiegata l'idea, non mi ha risposto. Faccio uscire un bel Francesco travestito da Kaiju, sarebbe stato bellissimo. Niente, non ha voluto partecipare, ragazzi, io ci ho provato. Allora ragazzi, quello che per me è successo ieri, piccolo discorsetto serio, così come ho detto ieri a Francesco, così dico a voi e così sarà pure la tematica e come noi abbiamo intenzione di portare avanti tutto il progetto. Eccolo qua, è apparso! Io sono un amico che è qua per dire che se stai a far cagare non un nemico da sconfiggere. Ma io ti avrei presentato come un mostro buono e bello, però, Francesco, come il Kaiju di Dandadan. Ah, non col bat. Io poi c'ho da oggi, quando gli ho chiesto sta cosa, la sua foto,
vestito con qualcosina di rosa che ricorda Don Flamingo. Una foto così. Sto cercando di non ridere da oggi. Ecco, no, non fa così. Puoi restare come puoi andartene, Francesco. Il concetto è un altro, non è contro la persona, non è per quello di cui abbiamo parlato ieri, ed è qualcosa che qui invito anche te semplicemente a sentire, una cosa di 2 secondi. Questo è quello che è accaduto ieri. Questo è quello che è accaduto ieri. Poi però, oltre a questo, siete un po' informati sulle notizie, sapete un attimino cosa succede nel mondo, o andate solo su siti zozzi e peccaminosi come la Gazzetta dello Sport? La Gazzetta dello Sport è peccaminoso. Perché è rose, capito? Ah. Quando vai in macchina da qualche parte è il giornale migliore con cui mettere. Non sapevo. Mai avuto problemi con quello? Non sapevo. Ah, ho scoperto un'altra cosa. Cioè non ve ne frega di quello che succede in giro, o preferite vivere una vita normale a, tra virgolette, cazzi vostri, a chi si è visto si è visto? Quasi sempre aggiornato. Allora, voi sapete cosa è accaduto? Non ricordo, e anche questo è il punto, non importa la città dove è accaduto, non importa chi ha subito qualcosa, non importa qual è il messaggio politico che c'è dietro, non importa quali sono le tematiche e i pensieri di alcune persone. Allora il punto è questo: se ce ne fottiamo in un certo modo andiamo meglio tutti, se ce ne fottiamo nel modo sbagliato siamo fottuti tutti. Ragazzi, l'umanità è un enorme condominio, viviamo tutti insieme sullo stesso pianeta, tutti belli insieme, ognuno ha chi ha la fortuna. No, quella censura, dove la censura? Ma comincia con la censura un'altra volta. Quello costruirei la macchina del tempo per farti tornare all'epoca del fascismo, quello vero, quello autentico, non quello che oggigiorno viene messo in mezzo, che ogni cosa è facile. No, cioè, un attimo indietro, provi sulla tua pelle certe cose che a me hanno raccontato persone che l'hanno vissuto, poi vediamo un attimino che cos'è la censura oppure no. Oggi non c'entrava niente a sto, non volevamo aprire un discorso su non è proprio questo il punto. Vedi? No, a posto. È un inizio. No, guarda, non lo leggo neanche perché non è quello il motivo. No, aspetta un secondo. Finiamo il punto e poi capito. Questo è un, come si può dire, un tassello, ma non è una cosa su cui si deve dibattere. Aspetta, allora, un momento. Ci ha dato le disposizioni. Quando è morto noi ho ballato sulla tomba, non mi risparmierò per un... Allora, ecco. Grazie Francesco. Allora, noi conosciamo Francesco, sappiamo che è una persona buona, sappiamo come si comporta, sappiamo quello che pensa quando riusciamo a decifrare i misteri della sua mente. Però in tutta verità, in tutta sincerità, Francesco, il problema attuale è proprio questo. Ragioniamo sulla logica degli eventi. Ho detto, non ci interessa sapere queste persone chi sono, non ci interessa sapere quello che c'è dietro, non ci interessa sapere come la pensavano, come la pensa chi dà certi dialoghi, come da certe cose. Come ho provato a dire ieri e ridico oggi con questo e con un altro video, a voi sembra normale che una persona che espone le sue idee, che per voi possono essere giuste o sbagliate, facendolo e organizzandolo in un modo legale, corretto e civile solo per parlare, debba essere sparato? La mia domanda è questa. Pensando che al posto di sta persona potrebbe esserci non chiunque altro di noi, che nessuno di noi va su un palco a parlare. Quindi, Francesco, ti ripeto, non è un dibattito su è morta sta persona o è una buona persona, eccetera, eccetera. Torniamo alla base delle cose. Umanità, svegliamoci un attimino. Continuare a usare i mallopponi, continuare a usare paroloni grossi, continuare ad usare determinate cose, non serve a niente, Francesco. Tu lo dici così in tono scherzoso e per noi non ci sono problemi, ma io da stamattina ho visto persone festeggiare manco avessero vinto la lotteria che una persona è morta. Dobbiamo dire altro? Dobbiamo aspettare che succeda altro prima che si inizi a fare ancora più casino? No, ragazzi, perché il casino già è successo un bel po' di tempo fa, una settimana fa, 2 settimane fa.
Allora ragazzi, non ricordo il nome, quindi lo vado a leggere qui sotto. Voi avete sentito o letto qualcosa riguardo a De Carlos Brown e ciò che ha combinato? Anche questo visto. No, È Cristiano, giusto che lo questo per vediamo, esempio è forse più giusto che male. lo vediamo tutti insieme. È giusto che ragioniamo su quello che succede e anche noi diciamo la nostra. Perché non, sinceramente, parlo proprio col cuore in mano. Quello, mo ti faccio vedere e ti spiego quello che è successo. Il messaggio che stiamo cercando di portare io e Martina con tutto questo è che il problema non sono se una persona è di sinistra, di destra, se è di un colore, se è di un altro, se è di una sessualità o di un'altra, se ha un certo tipo di pensiero o un altro. Ragazzi, riducete tutto all'osso. Esistono persone buone e persone di merda. Dobbiamo trovare il modo e non lo possiamo. Siamo 4 idioti qui sopra. Diciamo qualcosa di serio, promuoviamo e cerchiamo di lanciare qualcosa di serio nei confronti delle altre persone. Chi ci ascolta? Ci ascolta qualcuno secondo voi? Che credo che per quanto uno possa avere una fede politica o qualunque altra cosa a sto mondo, ragazzi, se per voi è normale festeggiare per una persona che è morta in maniera seria, ragazzi, le merde siete voi, la società è rovinata per colpa vostra. E io sinceramente vivere in un mondo così, senza non fare niente, però per fare qualcosa servono i soldi, ragazzi, io non posso stare, vi dico la verità. Non so in che modo sincero dirvi tutto questo. Quello che è successo qui, questa è la ripresa di una metropolitana. Entra una ragazza, si siede, c'è questa persona seduta dietro di lei tranquillamente. Allora non ricordo, ma cercando su internet è segnato tutto. Sta persona apre un attimo qualcosa in mano, si alza e pugnala questa persona. Bello colpo. Naturalmente ho scelto questo video perché non c'è l'atto in sé, ma ho visto. Ok, grazie Martin, non ci avevo fatto caso. Thank you. E quando vedi quello, non quello in chat, ma quello qui, ragazzi, ti rimane un attimino qualcosa dentro che dici no, non va bene. Ci sono persone intorno. Sta persona ha ritenuto, perché il problema, ragazzi, oggigiorno è che ognuno di noi, e soprattutto quelli che si lamentano di non avere libertà, di non avere possibilità, sta persona, così come tutti noi, aveva la possibilità, la volontà e la libertà di non alzarsi e fare questo gesto, si è alzato e l'ha fatto. E non ha fatto solo questo. E per questa persona è stato aperto, era stato aperto, poi fortunatamente è stato chiuso, un GoFund per pagargli le spese legali. C'è un video del genere davanti. Io non so chi abbia creato quella pagina GoFund, ma visto i problemi che vi ho narrato pure prima e che io e Martina ci stiamo facendo, permettetemi un attimo di rabbia, un culo così per cercare di far girare tutto questo, c'è qualcuno al mondo che ha creato qualcosa per far uscire questa persona di galera? Però questo ragazzo, almeno da quello che aveva letto e sentito, aveva dei precedenti ed è una persona con problemi. Queste sono le aggravanti, perché poi dietro è uscito che sta persona, ecco, c'era tutto quello che dicevi pure tu. Se il sistema, se chi lavora in certe posizioni facesse l'unica cosa da fare, ossia lavorare bene, lavorare con coscienza, lavorare non portando avanti certi obiettivi e certi sistemi di propaganda nel far uscire fuori persone che devono stare obbligatoriamente dentro, questo non sarebbe accaduto. Io non sapevo chi è questa persona, non mi sono tuttora informato, non mi interessa, non mi è dato sapere. Io l'unico pensiero che ho da giorni, sta ragazza è entrata in una metro, si è seduta per i cazzi suoi ed è morta. Punto. Dove cazzo vogliamo arrivare? Esatto, perché come voglio far vedere a quello, agli altri, lui dopo che ha compiuto il gesto ha iniziato a camminare per la metro con sto pugnale che grondava sangue.
ora, sono macchie di sangue, sono piccole. Ragazzi, viviamo in una società dove una persona è stata pugnalata in un cazzo di vagone della metro e nessuno si è reso conto di niente. Nessuno ha visto questo col coltello in mano, nessuno ha fatto qualcosa. Poi ti metti uno contro con il coltello? Assolutamente no, ma qui nessuno si è reso conto di niente, ragazzi. Ragazzi, questo non è un film, non è una scena horror, non è un video che io e Martina abbiamo preparato con l'intelligenza artificiale, no. Questa è una cosa accaduta. Mentre noi stavamo qui per i cazzi nostri, succedeva questo. Ormai non si può risolvere. La cosa che mi ha dato prima dell'indifferenza. No, quello il problema è proprio quello ed è questo il motivo per cui io e Martina. Sì, per cui io e Martina stiamo facendo tutto questo. Perché tu, e te lo dico in tutta sincerità, non è per te, è per il sistema che c'è in giro. Sei portato a vedere che non ci sono alternative. Sei portato a vedere che per tutto quello che fai, in un modo o nell'altro, ti deve andare di merda perché altri è andato di merda perché persone di merda fanno cose di merda e altre persone che potrebbero non essere di merda si fanno trascinare da persone di merda. Il problema di tutta la società, le persone di merda. Questo si può risolvere. Così come in America, così si può risolvere qua. Basta usare una semplice cosa, ragazzi, il buon senso. Mi ero preparato un'altra cosa, ma non ce la faccio a farvi vedere. È un semplice ragionamento fatto con l'intelligenza artificiale e con alcuni dati facilmente reperibili su internet. La sicurezza e alcune cose possono aumentare, possono migliorare. Questo in un certo modo si può aggiustare, ma c'è da capire una cosa e vi prego di credermi. A me Martina ce ne sbatte per i coglioni di diventare ricchi, famosi e conosciuti. Ve lo dico da adesso, fate la clip. Nel momento in cui io morirò e tirerò le cuoia, a me mi basta che qualcuno mi fa una targhetta da qualche parte. Vorrei solo non essere dimenticato una volta che me ne vado. Questa è la mia situazione. Ma se qualcuno in un certo modo, e noi vogliamo lanciare questo, no io e Martina contro il mondo e contro varie cose, no ragazzi, non siamo i supereroi, non siamo i bonaccioni, non siamo le persone migliori del mondo. Questa è una cosa che vogliamo fare con chi vuole che le cose cambiano. Persone di merda, noi invitiamo tutti gli hater, tutti i detrattori, tutti quelli che vogliono offenderci per l'aspetto fisico, per quello che vogliamo fare, perché vogliamo aiutare gli altri senza avere niente indietro. Sì, ci facciamo i soldi, ma abbiamo già detto come investiamo questi soldi e lo dimostreremo ancora con i fatti. Vogliamo mostrare a voi più piccoli e a chiunque voglia davvero cambiare le cose che se ci si mette con il giusto impegno e con il minimo, ragazzi, serve davvero il minimo, tutti insieme, le cose possono cambiare. Targhetta 100k di... Ragazzi, vi dico tranquillamente, non so come sto acquisendo sta cosa, a chiunque si parerà davanti, e questo ve lo posso giurare, non avrò paura di parlarci né di affrontare ogni singola cosa. Sono una persona emotiva e ogni tanto piango, l'avete visto, ma non me ne vergogno. Cercherò di affrontare chiunque si pone davanti nel meglio. Non vi preoccupate che ci sono anche belli attacchi diretti ad alcuni personaggi una volta che abbiamo acquisito un certo potere. Il potere non lo voglio per me, il potere non lo voglio per Martina, il potere non lo vogliamo per Gianmarco. Un conto è che andiamo contro tutto questo dove 2, 3, 4, 5 idioti parlano in un certo modo, però se dai un cazzotto alla società con 100.000, 200.000, 50.000, 20.000, tutti insieme che all'unisono sono tutti d'accordo perché quello che vogliamo fare con questo e il nostro canale è quello di parlare con voi, vogliamo confrontarci di qualunque età, di qualunque sesso, di qualunque religione, di qualunque situazione sociale voi siete, vogliamo il confronto, vogliamo capire che possiamo fare tutti insieme in un certo modo per far cambiare per dove è possibile le cose. È una pazzia, a me mi meneranno per sta cosa? Assolutamente sì, ci ho messo già la firma su sta cosa, ma non mi interessa. Preferisco dirla in tutta tranquillità, oh se mi costerà sta frase che sto per dire, ma preferisco morire che mi sparano a me un colpo in fronte senza stare fermo e non fare niente. Basta, mi sono rotto il cazzo di sentire persone che parlano,
persone che si lamentano del parlare, persone che si lamentano del lamentarsi mentre si lamentano una continuazione. Care persone, se avete una vita di merda, forse dovete rivedere un attimo come voi decidete di vivere la vita. Io e Martina abbiamo deciso di voler aiutare gli altri. Ragazzi, potete solo darci una mano a far girare questo messaggio. Non vi cerchiamo soldi a voi. Dateci una mano a trovare qualcuno. Questa è l'unica cosa che vi possiamo chiedere. Perché questo è evitabile. Questo è risolvibile. E non serviamo noi. Però qualcuno qualcosa deve iniziare a farlo. Perché io poi sono io idiota, sono io quello stupido, quello che è sempre stato preso in giro dalla vita e dalle persone che ho incontrato. Io vedendo sto video, e potete credermi come non, io pensavo ad ognuno di voi che siete qua in chat, ad ogni persona che conosco, a Gianmarco, a mio fratello, a qualunque persona che si trova a salire su un mezzo e subisce questo. No, ragazzi, ma assolutamente no. C'è del cazzo di sangue a terra a litri, non esageriamo, però tutti che se ne fottono e che non se ne rendono conto. No, ragazzi, ma assolutamente no. E c'è qualcuno che ha aperto un GoFund per pagare l'avvocato a questa persona. Quindi sapete che vi diciamo, il problema al mondo non siamo io e Martina che vogliamo fare del bene agli altri. Il problema è questo. Dateci una mano. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Quello che vi ho mostrato prima è l'ultimo ostacolo, ragazzi. L'ultimo obiettivo che c'è davanti, l'ultima boss fight. Una volta che ci togliamo questa, siamo a posto. Io continuerò a viaggiare in questi giorni, Martina continuerà a viaggiare in questi giorni. Ragazzi, se ci mettiamo tutti insieme, chi in un modo, chi in un altro, sta cosa la risolviamo. E apriamo il negozio e non solo, che non stiamo lavorando solo al negozio. Diciamo che io e Martina abbiamo un po' l'arteteca, ci piace fare cose. Quindi come ultimo saluto per chiudere la live, scusatemi se mi sono preso più tempo, ma siamo in quella fase dove ci stiamo giocando il tutto per tutto e sinceramente fare un discorso del genere dove finisco altamente con l'attirarmi i goblin dei peggiori bar di Caracas e diventare lo zimbello di internet, sapete la mia risposta qual è? Me ne sbatto per il cazzo. Noi stiamo cercando di fare qualcosa di buono, voi? Se state facendo qualcosa meglio di noi, se avete i fondi ma non lo state facendo, fatelo. Noi siamo qua. Ragazzi, io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto fino ad ora. I canali social sono aperti. Li posto dopo, ma il nome è quello, basta che cercate su Instagram, su Facebook e su TikTok al momento. Già ci siamo e ci stiamo adoperando per aprire anche gli altri. Dobbiamo giocare alla Heroes, salva la cheerleader, salva il mondo. Noi siamo diventati, troviamo qualcuno che ci metta questi pochi soldi e tutto funziona nel giro di 24 ore. Non vogliamo salvare il mondo, vogliamo dare una piccola mano, un bazzettino alla volta a chi vuole davvero che le cose cambiano. Tutto il resto se ne possono andare benissimamente a fare in culo. Ragazzi, ci vediamo tra 2 minuti, giusto il tempo che faccio scarico emotivo e ci abbiamo vedere la puntata, mo. Grazie mille a tutti. Per chiunque voglia fare domande in privato, in pubblico, voglia maggiori informazioni, voglia contatti, voglia cose, voglia collaborare, noi siamo qua. Con l'accento sulla A. A posto.